Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Bravata o atto di bullismo? Guardate cosa è accaduto oggi a Castelfranco. Tirate tutti un urlo, fate casino! Una bravata che costerà cara ad un 18enne di Castelfranco che all'orario di uscita delle scuole è salito sul tetto di un bus, saltando poi su quello di altri mezzi in attesa di partire presso l'autostazione di via Podgora a Castelfranco, il tutto sotto gli occhi e di cellulari di migliaia di studenti in attesa delle corriere per tornare a casa, con foto e video che in breve hanno fatto il giro di chat e social. Il gesto sconsiderato del 18enne ha costretto gli autisti a bloccare i bus con corse ferme e conseguenti ritardi di numerose linee extraurbane. Vani i tentativi di farlo scendere da parte del personale MOM. Il ragazzo è rimasto sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri che l'hanno fatto scendere e poi portato in caserma. Il giovane è stato quindi denunciato per interruzione e turbativa di pubblico servizio. Il presidente di MOM, Giacomo Colladon, congiuntamente con il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, stigmatizza con fermezza quanto accaduto. Condanniamo senza mezzi termini questo atto di bullismo che ha messo a repentaglio la sicurezza di chi lo ha compiuto ma anche di tutti gli altri utenti, ha affermato il sindaco Marcon. Dopo i recenti episodi avvenuti a Treviso, aggiunge amareggiato il presidente di MOM Colladon, un nuovo atto prende di mira il servizio pubblico di trasporto. Il tempo di trasferimento casa-scuola non può diventare momento in cui dare sfogo ai peggiori istinti. Scuole, famiglie ed istituzioni devono compiere un'assunzione di responsabilità per educare ma anche per sanzionare con fermezza, conclude il presidente, chi compie atti di questo genere. Ambiente adesso, una svolta green importante per l'edilizia a Padova dal 2021. O green o niente. Dal 1 gennaio 2021 l'edilizia privata, residenziale e produttiva di Padova dovrà essere a consumo energetico quasi zero. Il Consiglio Comunale è pronto a votare il nuovo regolamento edilizio. Le norme sono state in gran parte condivise anche dai comuni della città metropolitana. Committenti e professionisti dovranno tenere conto, in primis, dell'impatto ambientale delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni. I nuovi edifici non dovranno consumare energia in termini netti, ma essere neutrali dal punto di vista energetico e carbonico e magari anche diventare produttori di energia. Questo dal punto di vista tecnico è una cosa che si fa già, tutti i professionisti sono in grado di garantire questo tipo di prestazioni, ma recepirlo nella regolamentazione vuol dire che questa è una cosa importante per l'amministrazione e questa è la direzione verso cui deve muoversi il settore delle costruzioni per essere competitivo e per dare dei prodotti di qualità alle persone. I sottotetti saranno calcolati come volume. A Padova finora lo erano, ad Albignasego per esempio no, e questo portava a sviluppi disomogenei delle altezze sul territorio. Il materiale delle demolizioni dovrà essere differenziato da subito. Tra le curiosità, i servizi igienici e le scale di uso comune devono sempre avere una finestra. Le recinzioni private non potranno superare certi limiti di altezza. Obbligatoria per avere l'abitabilità di edifici non residenziali nuovi sopra i 500 metri e per i residenziali nuovi con almeno 10 unità l'installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Nelle nuove costruzioni dovrà essere garantita la permeabilità del suolo per almeno il 30% del lotto, compresa la sagoma dell'edificio. Il regolamento chiede che a partire dal 2021 tutti gli edifici siano NZEB, cioè a consumo energetico quasi nullo, anticipando non di molto, ma secondo me come segnale in termini significativi, quella che è una normativa di tipo europeo e quindi estendendo anche al settore privato quella che è una richiesta che l'Europa ha fatto per il committente pubblico. Torniamo a parlare di noi, di Antenna 3, un premio anche ad Antenna 3 arriva dalla Mostra Internazionale del Gelato di Longarone. È la manifestazione che ha segnato la storia e la crescita della moderna gelateria e dell'attività delle migliaia di gelatieri che, partiti dalle vallate bellunesi, hanno aperto le loro botteghe in tutto il mondo, ma è anche un evento che ha contribuito a fare crescere il tessuto economico e sociale di un territorio devastato dalla tragedia del Vajont e che doverosamente deve essere ricordato per il lavoro e la partecipazione attiva delle tante persone di Longarone e del Bellunese che sono state per tanti anni il motore della mostra del gelato. Venerdì nella sala consiliare del municipio di Longarone serata a Marcord dedicata alla
Mostra Internazionale del Gelato che quest'anno compie 60 anni. Penso che siano momenti soprattutto di riconoscenza e gratitudine verso coloro i quali hanno ideato questo evento, che è diventato il più importante ovviamente nel mondo del gelato artigianale, esclusivamente il mondo del gelato artigianale internazionale, quindi per noi è sicuramente un motivo d'orgoglio poter organizzare anche questo momento, che è un momento di ricordo, di memoria. Non un mero evento fatto di scambi commerciali, ma un momento di incontro contraddistinto da veri rapporti familiari. E raccolta è stata la serata che il Comune ha voluto organizzare per esprimere riconoscenza a chi ha contribuito a rendere grande la Mostra Internazionale del Gelato. Targhe sono state consegnate a tutti gli ex presidenti della fiera e anche agli organi di informazione locali, dal mensile Il Cadore ai quotidiani, settimanali e alle emittenti che hanno saputo raccontare con il cuore il significato di un evento conosciuto in tutto il mondo. Il ringraziamento del sindaco di Longarone anche ad Antenna 3. Antenna 3 Nord-Est, è qua, è vero. All'orizzonte un futuro non facilissimo per la manifestazione, spiega Padrin. La nascita di nuove manifestazioni del genere anche in giro per il mondo sicuramente non facilita. Noi da parte, la nostra forza è sicuramente la storia, ma soprattutto l'affetto che tutto il mondo del gelato artigianale ha nei nostri confronti. Siamo in chiusura, vi lascio al meteo, vi ricordo questa sera alle 21:15 l'Apocalisse di Venezia, il racconto dell'acqua alta da record nei giorni drammatici che abbiamo vissuto insieme. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto piovosa, vediamo dunque nel dettaglio la situazione del 24 novembre e capiamo dove le precipitazioni saranno maggiormente insistenti. Sul Veneto molte nubi ovunque con rovesci diffusi specialmente al mattino, più sporadici al pomeriggio e in serata la situazione andrà via via migliorando. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 16 gradi. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia con qualche occasionale piovasco alternato tuttavia in giornata a pause maggiormente asciutte. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 13 gradi, valori massimi tra 16 e 19 gradi, quindi molto miti. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove avremo qualche pioggia sui settori meridionali della nostra regione e sarà invece un po' più asciutto altrove. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 12 e 13 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.